quando mi hanno detto «Ehi, guarda che torni a Verona, guarda che devi andare a trovare Petruccio, guarda che Petruccio ti aspetta», non volevo crederci. Non ho perso tempo, ho messo in scarsella 4 stracci e sono partito. Io vivo bene a Padova, mi sono accasato. Si sa, no? Con Bianca. Bianca, sorella di Caterina. Caterina la molesta, la bisbetica, quella che proprio non voleva saperne, che poi si è ritrovata qua, a Verona, con Petruccio appunto, sposa felice, così almeno riferiscono. Petruccio è diventato un mio compagnone, un amicone, un'anima quello, da far scappare per fini morti, più bisbetico di Caterina, bisbetica domata. Già, la storia, mi hanno detto, è già passata ai posteri, soprattutto il loro matrimonio, pieno di sorprese, è diventato un racconto per gli scemi del villaggio. Invece non capisco perché tutti mi trovino così, un po' sciocchino, un po' ebete, come se non avessi testa sulle cose. Bianca non si può lamentare, ne metto di testa sulle cose io, però ecco, forse sì, un po' credulone, di quei creduloni sinceri che credono alle regole del gioco. Sì, ecco, quello forse un po' lo sono. Troppa fiducia nel mondo, ecco cosa. E anche in questo caso mi sono fidato già e sono arrivato, non so come, su quali ali, su quali onde, ecco, ma ci sono arrivato. Qui. Lo ricordo e non lo ricordo. Ossia, non so bene dove sono, ma so che ci sono stato. Di Petruccio però nessuna traccia. È una piazza d'armi questa, per un uomo solo. Ah, ecco, potrebbe anche darsi il caso che io lo debba aspettare, che lui prima o poi passi. Però è generico questo passi. Qui potrebbe passare chiunque, a meno che non sia uno scherzo proprio di Petruccio. Come il gioco alle scommesse che facemmo poco dopo il loro arrivo a casa di mio suocero mio e anche suo, per il matrimonio mio con la bella Bianca, sorella di Cate. Scommettemmo che la prima delle nostre mogli ad obbedire ad ogni nostra richiesta sarebbe stata Bianca. Appunto. Nessuno avrebbe scommesso sulla scorbutica Caterina, la tremenda Caterina, l'indomabile Caterina. Ebbene, nessuno ne avrebbe scommesso un soldo su di lei. Erano tutte e due in un'altra stanza. Le donne erano là a parlare accanto al focolaio domestico e invece Caterina, ecco che apparve per prima. Apparve così ai comandi del nuovo marito. E la dolce Bianca, la tenera Bianca, arrivava per seconda, facendomi perdere la scommessa. E lì ho imparato 2 cose. La prima, che è tutta apparenza la vita. Non sai finché non provi veramente cosa siano per esempio gli affetti veri. Caterina adesso era docile, da cavalla imbizzarrita che era docile, mentre Bianca si rivelava ostinata, e lo sarebbe stata sempre, e lo è anche ora, sempre, in ogni momento, perennemente in contrasto con questo suo Lucenzio. E la seconda cosa che ho imparato, è che tutti vanno trattati alla pari. Insomma, che significa questa disparità? Cosa vuol dire domare una donna? No, no.
Non mi piace per niente. Ora, Bianca ed io possiamo avere ogni giorno un conflitto diverso, i cavalli da far spazzolare, il pupo da mettere in tavola, i nostri doveri, i nostri piaceri. Ci guardiamo in faccia e ci mandiamo a quel paese. Ma poi c'è una cosa che percepisco qui, in fondo al cuore, una cosa, una certezza. Bianca mi guarda con l'aria minacciosa e scoppia a ridere. E so in quel preciso istante che ci amiamo, perché ci stiamo rispettando. Ma gli occhi di fuoco con cui ho visto Petruccio fulminare la bisbetica, quelli non mi sono piaciuti per niente. Vorrei parlargliene, dato che sono qui. Dirgli che non mi sono piaciuti per niente. Non si tratta così una donna, una persona, una donna come lei. C'è una delicatezza che si chiama rispetto. Il sospetto che manchi basta far passare sulle mani il rischio della violenza. Ecco, questo gran cielo nero qua alle mie spalle, di fianco, tutto attorno, mi è testimone. Se potesse raccontare queste nostre storie d'amore, guarda, se ci fosse un balcone, chiederei a Bianca di raggiungerlo e mi ci inginocchierei e le dichiarerei il mio amore eterno, una vita eterna d'amore. Spero che Petruccio passi prima o poi. Se è stato solo uno scherzo me ne tornerò a Padova, ora, subito, e gli manderò una missiva con tutte le più alterate offese che dovessero venirmi in mente. Ma no. Ma poi in fondo non ne sono capace. Io non me la prendo per niente. Se è stato un gioco, ebbene, sono stato al gioco e mica mi posso offendere. L'importante è a questo punto ritrovare la strada di casa, fuori di qui. Perché sai che c'è? C'è che dove c'è quel rispetto di cui parlavo, dove c'è quell'amore, lì è casa. Lì, su qualche onda che non so bene, oltre qui, lontano da qui, cavalcando come su di un ronzino scalpitante, con zoccoli immaginari e non reali, lì, da Bianca, voglio tornarmene. Lì, dove c'è amore.